Andiamo rapidamente con la lettura delle formazioni. La Pisana in maglia rossa, che si schiera con numero 8 Ammassari, 2 Boschetti, 7 Cesaro, 6 Cervini, 5 Casadei, 1 De Bernardo, 16 De Santis, 12 Giorgi, 18 Jacopucci, 15 Martinelli, 4 Pace, 10 Piccolo, 11 Ricci, 14 Scerrati. L'allenatore è il signor Davide Di Pasquale. Risponde il Cotton Club con 10 Artistico, 6 Blandino, 22 Conti, 37 Fernetti, 44 Innocenzi, 23 Lefebvre, 7 Mirante che arriverà a partita in corso, 24 Nolano, 32 scusate, Pucci, 1 Santarelli, 5 Tinazzi, 21 Zamperini, il capitano. L'allenatore è il signor Flaviano Pinna. Squadre che si stanno riscaldando in campo, il Cotton Club, invece la Pisana riunita in cerchio per cercare la concentrazione, ovviamente invocare l'amico Andrea con il quale giocano sul petto in ogni manifestazione che li vede protagonisti. Cotton Club che è stranamente partito meglio della scorsa stagione, pareggio alla prima a differenza della sconfitta rimediata contro il BMD Gianicolo nella prima giornata della passata Serie A. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Inizia in questo momento la Pisana Cotton Club. Pisana subito in possesso e Cotton, che vedremo nel corso della partita come verrà schierato con l'assenza di Forcina, è subito Artistico lì davanti come terminale offensivo del 3-3-1 del duo Pinna-Giuseppucci. Giuseppucci ancora squalificato e quindi non presente in panchina. Ne avrà fino a fine ottobre il presidentissimo. Apertura sulla sinistra della Pisana che riparte direttamente dalla linea difensiva con De Bernardo. Cervini, il centrale della Pisana, apre sulla destra, lancio a tagliare il campo, c'è il movimento di Cesaro, si impenna il pallone, controlla il Cotton agilmente, si chiama in causa Santarelli, retropassaggio nello specchio della porta, si dovrebbe evitare, se la cava comunque bene il portiere del Cotton Club. Fernetti, dietro per Pucci. Zamperini. Imbucata a cercare il movimento di Artistico che però si era allargato, quindi recuperare palla la Pisana. Artistico ruba un pallone sulla tre quarti offensiva in mezzo a due avversari, si gira molto bene il numero 10, prova una Veronica forse di troppo. Conti prova l'apertura, cercare Fernetti, si ricompone quella coppia di centrocampisti che aveva tanto ben figurato nel girone d'andata del Cotton Club della passata stagione. Fernetti Nolano, si è anche aggiunto Blandino che ha retto tra virgolette la baracca nel momento forse più difficile della stagione scorsa del Cotton Club. Eccolo qui, chiamato subito in causa, il vero metronomo della squadra del presidente Giuseppucci. Si è imposto in mezzo al campo con l'assenza di Fernetti e con un periodo non proprio splendente di Nolano. Partita bloccata in questo inizio di partita. Conti, difesa granitica del Cotton Club, praticamente 2/3 di quella che sulla carta dovrebbe essere quella titolare, con Piccoli che invece è in panchina praticamente a fare da secondo, se ci passate il termine, a mister Flaviano Pinna. Pisana che vuole giocare palla a terra, riesce a trovare Cervini, prende campo il numero 6, apertura sulla sinistra, ha saltato Zamperini e deve uscire Santarelli. Bello spunto di Cesaro. Primo semipericolo del match, sventato dall'estremo difensore del Cotton Club, guanto d'oro nella passata stagione. Ancora Cervini. Cesaro viene sempre incontro, prova a saltare per la seconda volta Zamperini, questa volta deve intervenire in maniera fallosa il numero 21 nel cerchio di centrocampo, sarà punizione per la Pisana. Piccolo sul pallone, dato di una gran conclusione il numero 10 di Davide Di Pasquale. Conta la distanza il direttore di gara, 2 in barriera per Santarelli che ovviamente non si fida. Artistico e Nolano sembra intenzionato ad andare in porta piccola, infatti uno schema a chiamare in causa Cesaro. Controlla in qualche modo Pucci che deve spazzare, non c'è nessuno del Cotton Club nella metà campo offensiva, quindi Pisana che può ripartire ancora una volta palla al piede. Piccolo chiede il triangolo che si concretizza con Ammassari, no, perché Santarelli è bravissimo ad intervenire sul pallone. Piccolo controlla il numero 10, rientra sul mancino
riesce a servire Cervini, palla di ritorno per Piccolo, troppo in profondità per il numero 10 che era rimasto fermo un punto in cui aveva passato il pallone. Sarà quindi rimessa per il Cotton Club, che sta in questo inizio di partita lasciando giocare la Pisana. Nessun pericolo vero da nessuna parte, nessuna porta. La partita però è iniziata da soli 4 minuti. Cotton Club miglior difesa della scorsa stagione e anche nella prima partita ha portato un punto a casa contro il De Angelis senza subire reti. La vera novità è stata quella di non segnarne alcuna. Martinelli prova a chiamare in causa Cervini, ha rubato palla però Artistico, che poi prova un look forse di troppo, poi Blandino riesce a mettere dentro. C'era Fernetti sul pallone, De Bernardo esce con i pugni, allontana. Si innova la sfida tra forse i due migliori portieri di questa Lega Calcio 8, Santarelli e De Bernardo. Guardiamo De Bernardo nell'andata della scorsa stagione di Checco Cotton, una prestazione sfavillante. Artistico prova ad accentrarsi, il mancino però è bloccato agilmente dalla difesa della Pisana. Poi c'è anche fallo dello stesso Artistico, che nel tentativo di liberarsi aveva commesso un'infrazione. C'è il secondo fischio nel giro di pochi secondi e c'è un richiamo nei confronti del signor Pina, di tutta la panchina del Cotton Club. Qui viene chiesto cortesemente di accomodarsi. Vediamo Alessio Piccheri andare incontro al direttore di gara. Altro richiamo ufficiale per Cristian Conti, che poi si scusa con il direttore di gara. Si va a parlare anche con Mario Artistico. Un minuto di colloqui per il duo arbitrale, che ovviamente sa che non deve lasciarsi sfuggire la partita di mano, specie quando inizierà a diventare un po' più ruvida. Cesaro passa sempre da lui il gioco della Pisana, apertura sulla sinistra, buono il raddoppio su banda da parte di Artistico, ha rubato palla a Pucci in coabitazione con Blandino. Artistico prende e centra in pieno il 24 di Fabrizio Nolano. Piccolo, apertura morbida, troppo profonda però a cercare Ricci, interviene senza problemi Simone Santarelli, si può ripartire da Zamperini, poi da Blandino, alza la testa, lancio lungo a cercare Nolano che si è sganciato molto bene sull'out di sinistra, prova a mettere giù, ma è brava la difesa della Pisana a intervenire sul pallone. Poi Blandino, giusto il fischio arbitrale, intervenuto prima sulla gamba, poi c'è stato anche un po' di cuoio. Non si fa impietosire però il direttore di gara, giusto il fischio. Si alza il numero 6 della Pisana, Manuel Cervini, difensore centrale nella formazione di Davide Di Pasquale. Nessun problema per lui e può reimpostare la squadra quest'oggi da calendario, padrone di casa. Cervini, apertura sulla sinistra, raddoppiata sempre la Pisana su banda da parte del Cotton Club. Martinelli, Artistico ad abbozzare un tentativo di pressione, si è abbassato Piccolo per impostare nel cerchio di centrocampo. Sono fermi però i giocatori della Pisana, anche perché il Cotton è schierato molto bene, passaggio filtrante a cercare Cervini, deve intervenire la difesa del Cotton, subisce fallo un giocatore in maglia rossonera e resta Carponi. Francesco Fernetti si rialza senza problemi il numero 37 e quindi Capitan Zamperini, pallone d'oro della passata stagione, può aprire su Cristian Conti. Lancio sul lato corto destro dell'area, mette giù in maniera splendida Artistico, che poi prova a mettere a sua volta in mezzo. Sfera intercettata, Blandino fa suo il pallone, poi ci prova Artistico, il primo brivido del match, si deve distendere De Bernardo in angolo. Otto minuti per il primo sussulto della partita. Squadre, abbiamo detto, molto chiuse, è un po' più la Pisana che prova a fare il gioco, ma sicuramente il Cotton che sta aspettando nella sua metà campo, forse per vedere quelle che sono le velleità della formazione in maglia rossa. Zamperini controlla, poi prova al volo con il mancino, si prende anche il richiamo dal campo dei compagni. Sempre giusto però in quelle occasioni chiudere l'azione ed evitare di magari perdere palla su un passaggio corto che troverebbe poi scoperta la difesa.
Apertura sulla sinistra, è chiamato ancora una volta in causa Cervini, che si è sganciato da difensore centrale. Meno netto il 3-3-1 in questa fase da parte della Pisana, con Cervini che si alza rispetto alla linea della difesa. Piccolo poi ha provato qualcosa di molto difficile sulla testa di Zamperini. Basta ovviamente il carisma del numero 21 ad impensierire eventuali avversari. Blandino, sale Conti che supera la metà campo, deve tornare indietro e ribaltare il lato per andare da Pucci. Va in profondità Nolano e viene incontro Fernetti, lancio lungo, forse un po' troppo lungo per Mario Artistico, che al momento non è stato chiamato troppo in causa dai compagni, si è dovuto spesso andare a prendere palla da solo. Non che per il numero 10 sia un problema. Cesaro attaccato da Zamperini, grandissimo intervento il numero 21, poi però su Cervini aveva provato a spazzare Zamperini, intervento falloso e primo giallo del match per il capitano del Cotton Club. Tanto bello e pulito era stato il primo intervento quanto ruvido invece era stato il secondo. Munizione che arriva forse un po' presto su quelli che erano i piani tattici di Mr. Pinna. Decimo minuto, viene dunque ammonito Capitan Zamperini. Non è fallo cattivo da giallo, è entrato in ritardo, è fallo da gioco. Piccheri prova con un po' di public relation a smorzare la decisione arbitrale. Ci sentiamo ovviamente di essere d'accordo con il duo in maglia azzurra per quanto riguarda questo specifico evento. Cesaro controlla e calcia addosso a Zamperini. Calcio d'angolo dunque per la Pisana. Fallo laterale. Rimessa con le mani. Palla dentro, prova l'anticipo Zamperini. La sfera è rimasta in un primo momento lì, Cesaro poteva avventarsi su di essa, poi Ricci protegge il pallone, perde metri la Pisana ma non perde il possesso della sfera. Piccolo, Cesaro prova a saltare Zamperini, non si fa superare il numero 21, recupera il pallone, quindi può distendersi il Cotton Club, lato sinistro del fronte di attacco della squadra rossonera. Conti ha spazio, può prendere campo, prova poi con il destro ad andare in porta. De Bernardo senza problemi e spinge lateralmente. Martinelli, apertura a tutto campo, troppo a tutto campo, superata la linea bianca e quindi rimessa laterale per il Cotton Club. Sono passati 12 minuti sul nostro cronometro, ancora 0-0, poche emozioni in questo inizio di match, complice anche ovviamente la tattica del Cotton Club che evita di scoprirsi e non lascia spazi alle ripartenze proverbiali della Pisana. Martinelli attaccato da Nolano, rischia da ultimo, si libera poi bene del pallone, passaggio lungo linea per Ricci, se va bene il numero 11. Cesaro rinviene su Fernetti, va poi con il lancio sul secondo palo a cercare Ammassari, ne è entrato per Davide Di Pasquale, letto bene la difesa del Cotton Club che riparte da Cristian Conti. Ancora testa alta per il numero 22, supera ora la metà campo, va in profondità a cercare Artistico che non aveva abbozzato ancora il taglio verso linea di fondo. Sarebbe stato comunque un pallone difficile da controllare per il numero 10. Rimessa con le mani per Giuseppe De Bernardo, l'ex checco dello Scapicollo. Palla un po' complessa per Piccolo che si riesce a distreggiare molto bene in questa occasione. Perde poi il possesso della sfera la Pisana, quindi Fernetti. Ancora da Conti, trova l'apertura a cercare Artistico che era venuto incontro, ha intercettato la Pisana, situazione di 4 contro 4, rientra adesso Fernetti, si accentra Ricci e c'è il gol della Pisana, il vantaggio della squadra in maglia rossa. È andato in rete Andrea Ricci dalla distanza, ha sorpreso Santarelli sul proprio palo, è 1-0. Doccia fredda per il Cotton Club, palla persa su
passaggio in diagonale di Cristian Conti, ripartenza fulminea della Pisana, ma Artistico prova dalla centrata. De Bernardo, che ormai ha imparato la lezione, mette 2 uomini. Inizio di partita in cui è stato spesso Conti ad impostare e non Zamperini, come invece succedeva la scorsa stagione. Blandino prende palla al limite dell'area, De Bernardo si distende e poi si trova il pallone tra le mani, riesce a bloccare. Martinelli per Piccolo in mezzo a 4 avversari, se ne va molto bene il numero 10, apertura sulla sinistra, ancora la distensione della Pisana, ci prova Cesaro, non alto di molto il tiro del numero 7. Mario, non usciamo così alto. Fede, non usci alto. Non usci così alto. Rimessa dal fondo per Santarelli. Conti. Blandino. Pucci. Cerca Artistico sul secondo palo. È una telefonata per De Bernardo che blocca il pallone. Ancora Piccolo che sta crescendo di colpi nel corso di questo primo tempo. Apertura sulla destra per Ammassari. 1 contro 1 con Conti. Arriva anche Nolano. Troppo irruento l'intervento del numero 24. Non c'era bisogno di tutta questa foga per bloccare Ammassari, che comunque era chiuso da 2 maglie rossonere. Punizione dunque per la Pisana, poco peso offensivo per il Cotton Club in questo inizio di partita. Potrebbe essere dopo l'ingresso di Davide Lefebvre, magari arretrare Artistico sulla linea dei 3 centrocampisti. Vedremo quale sarà la soluzione di Mister Pinna. Controlla e posiziona il pallone con cura Ruggero Ammassari. 3 in barriera per Santarelli. I 3 centrocampisti non hanno Blandino e Fernetti. Parte Ammassari. La sfera si abbassa troppo tardi. Ha cercato di sorprendere Santarelli sul proprio palo. Succede quello che avevamo anticipato. Dentro Lefebvre. Arretrato Artistico sulla linea dei centrocampisti. È uscito Nolano, quindi restano in campo Blandino e Fernetti. Pucci. Santarelli controlla con qualche difficoltà e serve sul petto Piccolo in mezzo a 2 avversari. Fernetti rinviene molto bene il numero 37 senza fare fallo da dietro. Conti. Ancora una volta la manovra del Cotton Club, inizia dalla destra, Conti scivola da solo sul pallone, tarda a rialzarsi il numero 22 e quindi c'è spazio sulla destra per Ammassari, deve intervenire Zamperini con il petto, forse riesce anche a tenere in campo, poi non fa uscire fuori il pallone, bisogna metterlo volontariamente oltre la linea laterale perché è rimasto a terra. Cristian Conti stringe lo scarpino. Si è proprio levato lo scarpino, quindi andiamo a riepilogare. 17 sul nostro cronometro, 1-0 per la Pisana. È andato in rete Andrea Ricci. Diciamo un'imprecisione di Santarelli. Sicuramente prima di addossargli tutte le colpe vorremmo poter rivedere la rete e la rivedremo sicuramente a fine partita. Nella Goal Parade, 7 le gare stasera in programma, si sta giocando su tanti campi. I risultati prima dell'inizio del match ci dicevano di un Checco dello Scapicollo in vantaggio 2-1 sul De Angelis, in quel della Longarina, l'ex campo del Mr. Jeff. Quest'anno casa appunto della squadra del presidente Roberto De Angelis. È riniziato il gioco, Conti, bello l'1-2, prova a chiudere per una seconda volta il triangolo, Fernetti finisce a terra in aria ed è calcio di rigore combinato dal direttore di gara, non ha avuto dubbi. Netto l'intervento falloso su Fernetti. Ci si lamenta adesso per una mancata sanzione disciplinare ai danni del giocatore della Pisana, reo di aver commesso il fallo. Mi faccio giocare Blandino, non lanciare sta palla. No, sì, va bene. Artistico sul pallone, De Bernardo in porta.
Si rincontrano i due. Sempre dal dischetto. 19 minuti sul cronometro, l'occasione per il Cotton Club per rimettere in piedi un match iniziato male. Arriva il fischio del direttore di gara, parte Artistico con il mancino, aveva intuito De Bernardo, non c'è stato però nulla da fare, troppo potente la conclusione di Mario Artistico, è 1-1 al Ciriaci. Ferno! Non uscire a fare pressing alto, rimani qua. Tutto da rifare dunque per la Pisana. Mario, dacci una mano, Un momento impeccabile a direzione del duo arbitrale. Martinelli per Cervini, trovato ancora una volta piccolo tra le linee, apertura sulla sinistra per Cesaro, sulla sinistra ancora per Ricci, che quando ha spazio e può andare in porta, abbiamo visto, è sempre pericoloso. Trovata la schiena di Pucci, sarà calcio d'angolo per la Pisana. Raga, non chiamate il 20, quando c'è 3 minuti. Va bene. Sì, è giusto. Ricci sul pallone ad eseguire questo calcio d'angolo, palla battuta raso terra sul primo palo. È pronta lì ad attenderla la difesa del Cotton Club. Quindi rimessa laterale, Piccolo viene incontro, controlla il pallone, poi però se lo trascina fuori. E quando mancano quindi 3 minuti alla fine del primo tempo, 1-1, pareggiato il risultato. Mario Artistico su calcio di rigore, ancora Piccolo, lotta tra numeri 10 proprio con Mario Artistico, alla meglio il playmaker della Pisana, che poi però cerca in profondità il taglio di Ammassari, non lo trova. È dunque facile prendere il pallone per i guantoni di Simone Santarelli. E ancora Conti ad impostare. Prova con l'esterno destro a trovare Lefebvre. Ancora dentro per Fernetti, cercava la sponda di petto. Martinelli si sgancia dalla destra, taglia tutto il campo. Fernetti interviene su di lui, fallosamente, secondo l'arbitro posto sulla banda opposta rispetto alla nostra. Si accendono un minimo gli animi, segno ovviamente che il match è combattuto. Questo è il fallo. Punizione a una quindicina di metri abbondanti rispetto alla linea di porta di Simone Santarelli. Andrea Cesaro sul pallone. 2 in barriera per Simone Santarelli, 3 adesso con Fernetti che si aggiunge. Lefebvre e Blandino in barriera. Viene chiesto gentilmente da Zamperini a Lefebvre di cucirsi la bocca. È tutto pronto per il calcio di punizione di Cesaro, va in porta, impatta direttamente su Fernetti. Leggermente claudicante dopo l'impatto con il pallone. Dovrebbe essere veramente nulla di grave per il numero 37. Cesaro anticipato da Zamperini, però Cervini riesce a intervenire sul pallone. Chiede il tocco di mano artistico non visto dai direttori di gara. Ricci, l'autore dell'1-0, se ne va su banda a sinistra, prova a mettere dentro. È bravo Santarelli ad impedire che Cesaro possa avventarsi sul pallone destinato sul secondo palo. E quindi ancora Conti, viene chiesto di appoggiarsi a Zamperini. Blandino, gran passaggio in mezzo alle linee per Fernetti che salta l'avversario al limite dell'area, ha messo giù Martinelli. Oh, ma come fa? Punizione dal limite. Come fa? Come fa? Mi dice che non è giallo questo? Dimmi come fa a non dar giallo? Partito, Michele. Viene chiesto ammonizione. Punizione dal limite dell'area. Artistico ha posizionato il pallone e non vuole discussioni.
detto pure io, ma te sei ammonito. È stato richiesto a più riprese il cartellino giallo per Martinelli. In effetti il dribbling di Fernetti liberava la conclusione dal limite del numero 37. Non sono stati di questo avviso i direttori di gara. Conti sul pallone, Artistico per la rincorsa più lunga. Lefebvre ad aggiungersi alla folta barriera costituita da De Bernardo. Parte la rincorsa di Cristian Conti, lascia ovviamente l'incombenza. Artistico sul palo di De Bernardo. Ha provato a sorprendere l'estremo difensore della Pisana. Rimessa con le mani, attendiamo la segnalazione del recupero da parte dei direttori di gara, sempre che non sia già arrivata. Martinelli, apertura sulla sinistra in profondità per Cesaro, grande l'anticipo di Zamperini. Blandino non vuole spingere, non vuole rischiare una ripartenza, visto che si era già schierato il 3-3-1 della Pisana. Ancora Blandino, sempre tra le linee, lascia andare la conclusione che non si abbassa. Controlla a vista De Bernardo, fischietto in bocca per il direttore di gara. Duplice fischio, termina qui il primo tempo. Partita non troppo vibrante, comunque 1-1 al Ciriaci. Tutto pronto per la ripresa dell'incontro, è terminato l'intervallo. Si riprende sull'1-1. Pisana passata in vantaggio con la rete dalla distanza di Ricci sul palo di Santarelli, forse non esente da qualche colpa. Ha risposto Artistico sul rigore procurato da Fernetti. Fischio impeccabile del duo arbitrale, parte la rincorsa di Artistico. Barriera questa volta a 3 per De Bernardo. Ci ricordiamo la rete in finale di Coppa Italia di Artistico, in quel dell'Atletico 2000. De Bernardo intanto non va troppo lontano dalla nostra postazione con il pallone. Poi apertura più che sbagliata da parte di Conti con Cervini, scusate, che era intervenuto bene sul pallone. Deve stare attento Conti su questi tentativi di imbucata, soprattutto in diagonale. Quando è andato lungolinea si sono corsi meno rischi, quando invece ha cercato il centro del campo è stato qualche patema in più. Martinelli ancora una volta sul luogo delle ostilità. Interviene falosamente su Lefebvre, difficile ovviamente avere la meglio fisicamente sul mastodontico pivot della squadra del presidente Giuseppucci. Conti prova a mettere sul secondo palo per Artistico, che ovviamente si sgancia la linea dei centrocampisti per attaccare il secondo palo come se fosse una seconda punta più che un esterno di centrocampo. Alto il pressing del Cotton Club, cambiata sicuramente la disposizione tattica nel corso dell'intervallo. Finisce a terra Cesaro e poi Santarelli riesce ad evitare il calcio d'angolo. Sarà rimessa per la Pisana e come nel primo tempo per la panchina del Cotton Club, richiamo alla calma e alla tranquillità per la panchina della Pisana. Rimessa con le mani in direzione di Piccolo, interviene con i piedi Blandino. Ancora Blandino a bloccare il controllo di Cesaro. Ricci per Cesaro, fuori per Piccolo. Ancora Ricci, fronteggia bene la Pisana nello stretto. Piccolo se ne va in mezzo a 3 avversari, poi sull'ultimo controllo si allunga troppo il pallone e quindi può ripartire il Cotton Club con Tinazzi. Si libera del pallone. Conti cerca il centrocampo per il numero 22, apertura per Lefebvre, molto arretrato, forse troppo, è una posizione di campo non troppo confortevole per lui. Blandino, Tinazzi alza la testa, potrebbe anche cercare la porta da quella distanza. Ha provato l'imbucata invece intuita dalla difesa della Pisana. Palla lunga poi a cercare Cesaro. Zampe riesce ad appoggiare a Santarelli che alza un campanile. Bene di testa, esterno sinistro della Pisana. E poi ancora Zamperini, ancora una volta da Santarelli che questa volta controlla a tempo per dare un'occhiata e ripartire come se fosse rimessa dal fondo. Calcistica con i piedi, buono l'anticipo ancora una volta di Pace. Ancora Pace, palla per Tinazzi.
Fernetti per Artistico, sfera che sbuccia fuori per Blandino, apertura per Lefebvre che si è spostato sulla destra, prova a mettere forte dentro, Pace in scivolata, calcio d'angolo per il Cotton Club, si sono invertiti Lefebvre e Artistico si sembra centrato, Lefebvre un po' più defilato sulla destra, vedremo quanto durerà. Calcio d'angolo di Artistico messo dentro, zuccata violenta tra Zamperini ed Ammassari, sicuramente è fortuita la testata, ammonito intanto Martinelli, resta a terra Ammassari, ha accusato il colpo anche se diversamente capitan Alessandro Zamperini. Squadre ovviamente ben concentrate sul match di questa sera, ma anche con un occhio rivolto a quello che sarà il prossimo impegno. C'è Golbet La Pisana e soprattutto c'è quello che ormai è il vero classico della Lega Calcio 8. C'è Cotton Club Checco dello Scapicollo proprio qui al circolo sportivo Ciriaci. Checco che ha vinto in casa del De Angelis 4-3, punteggio pieno per la squadra del presidente Testa, che quindi arriva al match con il Cotton Club a 6 punti. Zamperini, Tinazzi, Blandino controlla il numero 6, apre ancora per Tinazzi, palla in profondità per Fernetti che si gira lato corto dell'area, prova a mettere dentro, non riesce a tenere il pallone in campo e quindi rimessa con le mani per De Bernardo, apertura sulla destra, può distendersi la Pisana, deve accorpare il Cotton Club, non c'è bisogno perché l'apertura di Scerrati è troppo lunga, retropassaggio ancora una volta per Santarelli, palla lunga per Lefebvre, Martinelli prende posizione in maniera non corretta, deve stare attento il numero 15 perché è già ammonito e più che chiedere scusa all'avversario arbitri chiede scusa alla propria panchina. Gesto che forse apprezzerebbe il presidente Giuseppucci. Punizione 15 metri dalla porta di De Bernardo. Tinazzi Artistico sul pallone. Due in barriera per De Bernardo. Ricci e Cervini. Sembra aggiungersi anche Andrea Cesaro, così è 3 in barriera, Conti a disturbare De Bernardo. Viene chiesto a Lefebvre di allontanarsi. Conti in pratica sta creando un trenino per ossidare i visuali di De Bernardo, parte la conclusione, la blocca in aria direttamente Piccolo che poi controlla e perde il pallone, gli ha rubato Lefebvre. Conti, vertice dell'area, prova ad andare in porta, spazza Ricci, ripartenza 2 contro 2 della Pisana che però non riesce a trovare con Scerrati Capitan Cesaro. Blandino, cresciuto il rendimento del numero 6 nel corso del match. Conti si sgancia molto bene il numero 22, forse un dribbling di troppo, però riesce poi a trovare Lefebvre, strepitosa la risposta di De Bernardo, sicuramente la parata della serata. E ha visto evidentemente un inizio di ripresa non buono per i suoi. Davide Di Pasquale ha già richiamato l'attenzione dei direttori di gara. Al momento è solo per il cambio e non per un time out. Entra con il numero 5 Daniele Casadei. Si è vista brutta la Pisana e De Bernardo ha dovuto metterci i guantoni. Fantasmi del passato per tutta la dirigenza del Cotton Club. Conti, Blandino, 1-2, apertura per Zamperini, Tinazzi, prende campo il numero 5, trovato ancora Blandino, forse un po' troppo libero di agire, infatti viene chiamata
la copertura più stretta da parte della panchina, prova Artistico, la sfera arriva dalle parti di Lefebvre che anticipa l'uscita di De Bernardo e insacca alle spalle dell'estremo difensore della Pisana il 2-1 del Cotton Club. Si era visto che la Pisana aveva iniziato diversamente rispetto al primo tempo questa ripresa. Ha provato ad aggiustare qualcosa in corsa Davide Di Pasquale. Prima De Bernardo ha salvato il risultato, nulla ha potuto su questa occasione. Adesso Blandino ha rubato il pallone, fallo su Davide Lefebvre per il neoentrato Daniele Casadei. Non ha lasciato neanche proseguire il direttore di gara, ha bloccato subito il gioco. E intanto è arrivato anche Simone Mirante, si sta scaldando. Sta scaldando il numero 7 di Mister Pinna. Ancora 3 in barriera per De Bernardo. Tinazzi pronto a toccare per Artistico, così è, parte Artistico! È il 3-1 del Cotton Club, doppietta di Mario Artistico, prima sul calcio di rigore e adesso su punizione. Oh, non mi fate vedere che rallentate, eh! Dai, Pisana, dai! Time out richiesto dalla Pisana. Prendiamo anche noi un attimo di pausa. 3-1 per il Cotton Club e si può riprendere dopo il time out richiesto dalla Pisana. Animi che si surriscaldano all'esterno del terreno di gioco, tutto però sedato grazie all'intervento di Anime Pie. Si può ripartire con la rimessa con i piedi di De Bernardo, troppo lunga per Cesaro che si è spostato ormai in maniera ancora più evidente in posizione di terminale offensivo di quello che ormai sembra essere un 3 più rombo, non più un 3-3-1 per la squadra di Davide Di Pasquale. Adesso ci sono 2 gol da recuperare, 15 minuti per farlo. Bello l'anticipo di Cristian Conti, altro secondo tempo rispetto a quanto visto nei primi 25 minuti. Ancora Conti rientra al limite dell'area, vuole liberarsi il mancino, salta 2 avversari, non il terzo, poi fallo inutile in quella posizione di gioco, battuto il pallone. Bisogna fermare il gioco però perché c'è il giallo estratto ai danni di Cristian Conti, fallo che è arrivato a bloccare il gioco. Oh, contropiede scarica. Sì. Dunque giusto il giallo combinato dal duo arbitrale. Pace. Apertura per Casadei che cercava sulla destra Ammassari. Un po' troppo lenta in questo caso la manovra della Pisana. Rimessa con le mani per Conti. Lefebvre viene incontro, non riesce a controllare il numero 23. Con il doppio vantaggio sembra essersi spostato. Davide Lefebvre in posizione di punta ai danni di Mario Artistico. Subito un tunnel in questo caso il numero 10 che adesso però rientra a tutta velocità. Tinazzi fa il lavoro di copertura per tutti e due, finisce a terra. Ottima copertura di Tinazzi in questo frangente. Arrivano infatti i complimenti da parte di Alessio Piccheri. Conti mette giù il numero 22, ritorna da Tinazzi. Indovinato al momento il cambio con Pucci che si è accomodato in panchina in favore di Tinazzi, e non solo per il parziale della ripresa che vede avanti il Cotton di due lunghezze. Non si ferma la voglia di pressing del Cotton Club. Metà campo nel primo tempo, tutto campo in questa ripresa. Sembra sortire gli effetti sperati. Finisce a terra Cesaro, si continua a giocare, non c'è vantaggio secondo il direttore di gara. Zamperini qui
viene ammonito per la seconda volta dal direttore di gara ed è espulsione, se non andiamo errati, per il capitano del Cotton Club. Io vado fuori, girati! Posso urlare? T'ho detto Era stato a terra Cesaro, espulso Capitan Zamperini e quindi 11 minuti più recupero con l'inferiorità numerica e senza il centrale di difesa. Bisogna riassettare la squadra, è rimasto intanto ancora a terra Cesaro. Predica calma Mario Artistico, verrà sicuramente spostato Cristian Conti in posizione di centrale difensivo. Entra infatti col numero 44 Andrea Innocenzi. 11 minuti anche per dimostrare di valere un minutaggio superiore a quello sin qui dato da Mr. Pinna anche nella scorsa stagione. Si allontana sconsolato Capitan Zamperini. Viene fatto uscire Davide Lefebvre in favore ovviamente di Andrea Innocenzi. E punizione, defilati sulla destra per la Pisana con Cesaro sul pallone. Allontanato dal campo anche Alessio Piccheri. E punizione per la Pisana. Si allontana Cesaro dal punto di battuta. Simone Scerrati. Parte la rincorsa al numero 14, filtra il pallone. Conti in spaccata interrompe la traiettoria del pallone diretta verso la porta di Santarelli, poi rimessa con le mani. È un passaggio per Santarelli che adesso non ha nessuna intenzione di accelerare i tempi. Si abbassa Tinazzi per ricevere il pallone, mette a terra Santarelli, vuole partire con i piedi, lancio lungo a cercare Artistico. C'era forse una sgomitata di troppo ai danni del numero 10, non secondo il direttore di gara. Sì! Bravo ma, calmo ora. Cervini finisce a terra, fallo di Mario Artistico. Cervini per Ammassari, si accentra il numero 8, vorrebbe liberare la conclusione con il mancino, termina a terra, c'è fallo di Francesco Fernetti. Punizione dalla tre quarti. Si era sganciato dalla fascia destra a Massari. Salta barriera. Punizione per la Pisana. Sembra essere stato richiesto time out dal Cotton Club. Ovviamente si potrà andare soltanto a possesso palla acquisito. Mario! Andrea Cesaro sul pallone. Mario barriera! 3 in barriera per Simone Santarelli. Si aggiunge un elemento da Pisana, nello specifico Andrea Ricci. Mario, attaccate, non ti aprire. Parte la rincorsa Mario, non ti apri. di Capitan Cesaro sul palo di Santarelli. Miracolo dell'estremo difensore del Cotton Club. Calcio d'angolo Tino, chiamane un altro. per la Pisana. Palla fuori per Ricci che controlla. Poteva forse calciare di prima intenzione. La sfera rimane bloccata sulle reti di sostegno. Arriva ovviamente un pallone dalla panchina del Cotton Club. Si può riprendere a Occhio alla giocare finta! Cesaro. Esce mai. Sempre Andi. Cervini Sei fermo. apre sulla sinistra. Cesaro si accentra, spazio per la conclusione col destro, trova soltanto le gambe di Ammassari Fermo. e poi Fermo. Santarelli fa suo il È pallone. destro, lo va in pressione e gli C'è lasci time sempre out il destro. richiesto. Chiamate. Conti vorrebbe il time out adesso nell'NBA. Non si può. Solo. A palla in gioco. Solo. Bisogna aspettare che esca il pallone e che il possesso sia di una maglia rossonera. In questo caso la rimessa è per il Cotton Club. Arriva adesso il minuto di sospensione richiesto da Mr. Pinna. Torniamo in cronaca dopo il time out richiesto da Mr. Pinna. Minuto anche di fiato per il Cotton Club che è non in 10 ovviamente, ma in 7 dopo l'espulsione È buona, Ferna, è buona. di Alessandro Zamperini. Solo Mario, solo. Artistico Ce l'hai. decide di ripartire direttamente da Simone Santarelli, deve controllare con il petto. Mario.
Ma non ti piace? Rilancia a lungo dove Blandino però non può arrivare, mette giù con il petto Cervini, apre sulla destra per Ammassari. Torna fuori ancora da Cervini. Bravi Pace. così, Mario. Apre sulla destra per Scerrati, in profondità dove arriva però Innocenzi, esce bene Conti in mezzo a due avversari, vorrebbe provare a girarsi, finisce a terra, guadagna il fallo con tanta esperienza Cristian Conti. Primo tempo, possiamo dire forse così così, ripresa di gran qualità da parte dell'esterno sinistro di Mister Pinna, che adesso ovviamente ha sostituito Capitan Zamperini. Santarelli a battere questa punizione, palla lunga, troppo lunga sul secondo palo, dove non può ovviamente arrivare Mario Artistico. Molto sportivamente consegna subito il pallone a Giuseppe De Bernardo. Pisana che prende campo e trova Cesaro, che deve però perdere qualche metro. È destro, Mario, è destro. Ricci, Cesaro, Esce centrale. Cervini, apertura sulla destra per Ammassari. Pace, Blandi, pronta a corcia. Ammassari si accentra, prova a liberare il mancino, conclusione facile per Santarelli. Rimessa lunga a cercare Artistico, prova a controllarla in mezzo a due avversari. Salutiamo intanto Alessio Piccari, ci ha tenuto compagnia radiofonicamente per questi ultimi 2 minuti. Ammassari, palla dentro per Cesaro, controlla con il petto, voleva il tocco per Ricci, invece è impennato il pallone dalla difesa del Cotton Club, ovviamente tutta assiepata nei propri 15 metri. No, lo dia. Scerrati, spostato sulla sinistra, aveva provato a sganciarsi, riesce a intercettare il pallone, poi servita una sfera anche invitante a Cesaro. 21esimo minuto e 45 secondi in questo momento. 3-1 per il Cotton Club, che deve fronteggiare l'inferiorità numerica. È entrato intanto Mirante, intervento troppo veemente da parte del numero 15 Stefano Martinelli. Ancora Martinelli ha qualcosa da dire al direttore di gara, deve stare attento perché è già ammonito, non c'è bisogno di un secondo cartellino secondo il duo arbitrale. Quando entra scivola, sta stretto, chiamalo sempre che è Pischello. Punizione per il Cotton Club, l'importante è che passi il tempo per quello che riguarda le maglie rossonere, invece la Pisana ovviamente ha bisogno di affrettare le operazioni per cercare in questi ultimi minuti intanto il gol che riporterebbe in partita la squadra Davide Di Pasquale. Simone Mirante parte dalla rincorsa del numero 7, soluzione da dimenticare, più rugbistica che altro, e quindi Cotton schiacciato nella propria metà campo. Piccolo, apertura sulla sinistra dove Tinazzi, per non rischiare, prolunga di testa verso la linea dell'out. Messa con le mani per Cesaro. Piccolo sbaglia il primo controllo forse del match, poi Mirante se ne va molto bene sull'out di destra in mezzo a 3 avversari, termina a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara, può quindi sganciarsi Piccolo, cerchio di centrocampo per il numero 10, apertura sulla sinistra per Scerrati che ha spazio per il mancino, non lo prova, poi però interviene Fernetti, mette fuori, rimessa con le mani, Conti anticipa Cesaro, poi Tinazzi si gioca forse un po' troppo in quella porzione di campo e quindi Tinazzi in maniera molto intelligente apre tutto, dove però è posizionato il solo Martinelli. Ammassari, raddoppiato su banda, deve rimettere con le mani. Cervini, 2 minuti di recupero chiamati adesso dal direttore di gara. Cotton Club che può respirare su questa rimessa laterale, palla in profondità, fallo combinato però a Simone Mirante, già battuto dalla Pisana. Martinelli per Piccolo, si è sganciato anche Cervini, quindi ormai è Piccolo l'ultimo baluardo difensivo della Pisana, che ovviamente non ha intenzione di proteggere alcun risultato. Palla dentro, termina a terra il giocatore della Pisana, in specifico era Emanuele De Santis, finisce poi a terra
Fernetti, punizione guadagnata dal numero 37, ossigeno per le maglie rossonere. La Pisana, nonostante la superiorità numerica, non è riuscita a creare occasioni da azione manovrata che impensierissero Simone Santarelli. Ovviamente il Cotton si è riversato nei propri 10-15 metri. Conti, apertura per Mirante, bella la sponda di testa per Fernetti in mezzo a due avversari, mantiene il possesso della sfera, torna ancora da Mirante che però sbaglia il controllo con il piattone. Un giro di lancette al termine, Mirante ha rubato palla dal limite dell'area, vorrebbe provare la conclusione, finisce a terra, non c'è fallo secondo gli arbitri e dunque ripartenza della Pisana, 4 contro 3, 4 contro 4 adesso che è tornato Blandino, partita di sacrificio la sua, Scerrati dal limite dell'area, alza troppo il pallone, Busto troppo all'indietro al momento della conclusione, non si abbassa la sfera, quindi Santarelli con tutta la calma del mondo può rimettere con le mani da Tinazzi, viene pressato subito da Cesaro, va a lungolinea dove ovviamente non può arrivare Simone Mirante, direttamente rimessa dal fondo per Peppe De Bernardo. Cesaro mette dentro per Scerrati, Conti spazza tutto, sfera che finisce praticamente dalle parti del ristorante del Ciriaci. Subito procurata una seconda sfera. Arriva ora il triplice fischio del direttore di gara, il Cotton Club in rimonta, batte la Pisana 3-1, 1-1 dopo la fine del primo tempo e poi i 2 gol che hanno deciso il match nella ripresa a favore dei rossoneri del presidente Giuseppucci.